l'augurio di un buon anno, che sia un buon anno pieno di pace. Quest'anno il Natale ci sono state diverse iniziative con la collaborazione di tanti che si sono spesi. Ci sono stati ragazzi del Presepe Viventi che hanno fatto mesi di lavoro, quindi le ringrazio con tutto il cuore. Altre associazioni, anche l'Ingegnere Cammino, dando dei progetti, col braccio partecipato, il comune che è l'attuatore dei progetti l'ha portato tutto avanti, coinvolgendo il più gente possibile e i risultati si vedono. Rappresenta come villaggio di Nazareth, che ci ricorda anche nel Vangelo, come la parola del Vangelo che noi ascoltiamo, con i personaggi che noi vediamo, ci aiuta a vivere veramente pienamente il Santo Natale. Quindi vedendo la gente che passa, quindi ci dà la clima propria di festa. Quindi benvenuti tutti a vivere questo Santo Natale. Il Presepe Viventi si rinnova dopo la pandemia che ci ha bloccato un po' tutti. Il nostro Presepe ha inizio nel 2019, voluto fortemente da Don Giuseppe Meriziano, il nostro parroco che ci ha guidato, e tutti noi del comitato parrocchiale che abbiamo iniziato il quartiere Ragazzi. E dopodiché abbiamo scoperto questo nuovo quartiere qua di Cattolica, nuovo vecchio diciamo, giusto? Che è molto molto bello, e quindi abbiamo deciso di portarlo in questa zona qua, che sta riscuotendo molto successo. E abbiamo persone che arrivano probabilmente da tutte le parti, la parte di Trapani, Marsala, proprio una cosa, non so come mai, lì però Padre Giuseppe ha fatto molti anni il parroco in quella zona, quindi ha seminato tanto, perché la Villa del Paradiso di Cattolica Greca funziona grazie a lui e tutti i suoi parrocchiani di Marsala, Trapani. Ringraziamo tutti gli abitanti, sia Ragazia che qua al Pizzo, tutti quelli che hanno contribuito con le offerte, i partecipanti qua a vedere il Presepe, tutti i partecipanti, i personaggi, siamo 65. Sono un po' commosso perché veramente non aspettavo questo successo così grande da questo Presepe che abbiamo fatto. Lo scopo dell'iniziativa era questo, proprio riattivare il sistema sociale di Cattolica Recrea, cioè dare la possibilità alla cittadinanza di partecipare attivamente alla vita politica del Paese attraverso la scelta di iniziative da realizzare. In questo senso si è scelto proprio l'iniziativa del Presepe Vivente dei Mercatini di Natale proprio per questo motivo, sia per riattivare il comitato già esistente che da anni si impegnava nella realizzazione del Presepe Vivente, e allo stesso tempo riattivare un sistema più organico, completato con i mercatini di Natale, con la mostra d'arte e recrea d'arte ed altre iniziative di intrattenimento in piazza, che il prossimo anno si spera essere molto più corpose, molto più attrattive, per creare il senso di comunità e allo stesso tempo dare maggiore visibilità al nostro paese, che merita, molto sottovalutato da noi stessi, poco conosciuto da noi stessi. Prova ne è il quartiere qua dove si svolge il Presepe Vivente, conosciuto da pochi. È un'iniziativa che ha già dato grandissimi risultati sia in termini di presenze di visitatori ma anche in termini economici, in quanto ha dato nuova linfa alle attività enogastronomiche intorno alle piazze, anche alle attività commerciali, generando dei redditi non immaginabili. L'iniziativa è promossa nell'ambito del bilancio partecipato del Comune Cattolica Recrea 2022. In tal senso si ringrazia l'amministrazione comunale e tutti gli amministratori per aver da subito sostenuto l'iniziativa e supportato. È stato un lavoro gratificante perché si è voluto donare un pochettino del nostro tempo, delle nostre professioni al nostro paese per cercare di rivitalizzarlo, e i risultati ci rendono felici.